via Toscana, 6 ragazze e 4 ragazzi. Dopo un percorso di 100 ore di riflessione, di dibattiti e di lavoro vero e proprio per scrivere le storie, scegliere le musiche, fare questi fumetti utilizzando un'app, e hanno deciso di fare 4 scene appunto diverse. Le avete viste, alcune sono anche divertenti. Vi chiediamo dei commenti, delle riflessioni, cosa ne pensate, quello che volete. Alzate la mano, non lo so, vi porto il microfono. Allora, chi vuole dire qualcosa si avvicina qua. Volontari? Allora, molte volte capita durante una separazione magari, no, che in modo legale il giudice assegni magari un immobile oppure una macchina o qualche bene alla moglie, perché ovviamente il mantenimento dei figli al 90% ce l'ha la madre. E io volevo chiedere alla psicologa cosa può accadere nella mente di un uomo quando subisce queste, non sono violenze, però sono nemmeno discriminazioni, ma delle cause che poi spingono magari a fare cose che nemmeno un uomo si aspetterebbe di fare.